Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, vi ricordo che siamo con solito appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo anche in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera avete visto l'ospite Don Dante Carraro, direttore dei Medici con l'Africa, bello Medici con l'Africa, non è casuale nemmeno il nome. Abbiamo parlato di tante cose, Don Dante, abbiamo parlato dell'Ebola, abbiamo parlato del Sud Sudan, dove l'emergenza sfollati inizia a essere un'emergenza molto, molto importante. Secondo lei, per riuscire a strutturare i Medici con l'Africa in una maniera ancora più corposa, oltre al 5 per 1000, chi darà un contributo, cosa bisognerebbe fare? No, noi stiamo... L'ho fatto, ve l'abbiamo rimesso per Sì, segnare. sì, noi stiamo, come dire, cercando di far conoscere quello che succede in Africa, perché la prima cosa è la conoscenza, è capire quello che sta capitando e capire che di fronte ai problemi si può fare qualcosa di concreto. Io sono stanco di quando passiamo la giornata, la vita a lamentarci. Io credo che dovremmo costruire per risolvere qualche problema, non tutti magari. Ecco, è quello che tentiamo di farlo lì dove nascono i problemi, lì dove c'è l'origine del problema, perché la gente dopo scappa perché ci sono queste situazioni. Per far questo non c'è alcun dubbio che abbiamo bisogno di tutti, davvero è un appello accorato. Noi siamo molto riconoscenti per quello che la gente sta facendo e fa per noi, però non c'è dubbio che le esigenze sono tante, i bisogni drammatici. Quello che voglio lanciare è però la certezza che con l'aiuto di tutti si possono fare delle cose concrete e fatte bene. Siamo arrivati in Sud Sudan, non c'era l'ospedale di Irol e adesso c'è e dà un servizio. Non c'era l'ospedale di Chuibet e adesso c'è e dà risposta. L'ospedale di Maper, l'ospedale di Rumbe che l'abbiamo messo a posto, l'ospedale di lui che non aveva una scuola per infermiere, adesso c'è. Cioè con l'aiuto di tutti si possono fare cose concrete per rispondere a quei bisogni e dare sollievo e fiducia a noi e dare sollievo e fiducia e dignità anche ai nostri fratelli e sorelle africani. Per Don Dante diventare medico del cuore cosa bisogna fare? Beh, basta andare sul sito, scrivere una mail, se uno è già medico o infermiere o ostetrico, operatore sanitario, ma anche qualcuno che se ne intende di amministrazione, perché abbiamo bisogno anche di amministrativi, e anche di qualcuno che sappia fare bene il logista, perché una macchina bisogna metterla a posto, ecco. Andare sul sito, scrivere, sono disponibili per partire ma anche per aiutarci qua. Abbiamo tanto bisogno, adesso sto andando a Vicenza perché devo fare un incontro e lì c'è gente che organizza questo incontro, ci aiuta, ci supporta, ci sostiene, quindi abbiamo bisogno di tutti. Quindi scrivere una mail, andando nel sito e sicuramente riceverà una risposta. E in questa maniera far parte della grande organizzazione che... Anche a livello infermieristico, ma questo è volontariato oppure viene anche... No, dipende, se l'intervento è, che ne so, i 15 giorni, 20 giorni, mesi, di solito la gente va gratuitamente. Quando noi gli chiediamo 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, ovvio che riceve meno del salario italiano, ma qualcosa riceve, gli diamo una casa, c'è un po' di cibo. Sento, Don Dante, in chiusura, lei ha mai avuto paura? Beh sì, la paura c'è. L'Ebola che ha fede non ha paura, affronta tutto. No, la paura c'è quando ecco, ci sono situazioni come quella dell'Ebola che abbiamo vissuto in Sierra Leone, è stata paura che la senti su di te, ma soprattutto quello che non sopporti, quello che ti fa male, quindi è una paura legata al male, quello che vedi che capita alla gente che ti è intorno, insomma, perché dopo noi siamo comunque dei privilegiati. Noi comunque ci laviamo le mani, comunque alla sera andavamo, ci facciamo una doccia, avevamo... Quanto tempo passa Don Dante in Africa di media in un anno lei? Di solito 6 mesi là e 6 mesi qua. 6 mesi continuativi no, oppure alternati? No, io faccio perché devo seguire
un po' tutte le realtà, quindi sono appena tornato. Quindi anche lei è demandato di collaboratori a ogni, certo, ogni ruolo, sì. ognuno ha il proprio, chiamiamolo, Certo, ospedale. c'è il grosso settore della programmazione e della progettazione, parlo in Italia, a Padova, dove abbiamo la sede, ma non solo. Poi abbiamo il settore amministrativo, perché i conti vanno tenuti in bene, e poi abbiamo il settore del territorio, io dico, no? Dei contatti con la gente, delle donazioni, del raccontare quel che capita, quindi scrivere per la nostra rivista, ecco, questo è il terzo ambito di lavoro. Il progetto, il prossimo obiettivo suo? Il prossimo obiettivo mio è quello di andare in Mozambico, dove stiamo aprendo, sempre nell'ambito della formazione, un master per ragazzi africani che una volta che si sono diplomati, laureati, possano avere un po' di più specializzazione per dare un contributo ancora più efficace ed effettivo al loro paese. Lei è un medico prete, quindi prega, giusto? Cosa chiede al Signore? Ma gli chiedo di credere che Lui vuole davvero che l'Africa possa liberarsi da sto peso, sto gioco. Penso a Mosè, che non era nessuno e che però ha preso questo popolo schiavo del grande faraone e l'ha tirato fuori perché ha voluto un popolo libero. Ecco, io penso... Anche se poi dopo su quella montagna, dopo aver attraversato il mare, insomma, no, dopo qualcuno, sempre per i soldi anche siamo lì, uomini e peccatori e quindi sempre, quello rimane. Sempre per però i soldi. Quest'idea di un Dio cristiano, io che sono prete, abbiamo appena celebrato la Pasqua, penso al Mare Rosso, penso a questo popolo schiavo da 400 anni e sto Dio che attraverso Mosè l'ha tirato fuori perché voleva un popolo. Ecco, io sogno questo per l'Africa, la possibilità e noi essere umili strumenti per tirare fuori questo popolo dalla schiavitù che sta soffrendo, da questo dramma che vedo, incontro ogni santo giorno, e gli possa dare quella libertà che cerca e che merita. Concludo questa trasmissione facendo una domanda, è l'ultima davvero. È venuto qui in Toyota o in motoretta? Sono venuto con la mia Skoda, è una Skodina piccola, magari avessi la motoretta a Padova perché aiuterebbe, e quindi... Ovviamente era una battuta. Sì, no. Ma... Grazie Don Dante Carraro di essere stato con noi, in bocca al lupo per il lavoro che sta facendo, che è davvero straordinario. Grazie a te e a tutti voi. Invece io do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Grazie.